jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Si respira già aria di Natale al comune di Joppolo Giancazio. Tante le iniziative che l'amministrazione comunale ha messo a punto per queste feste. Il via stasera con l'inaugurazione dei mercatini di Natale, ma c'è molto altro in cantiere. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Alla Vigilia dell'Immacolata abbiamo voluto creare questo grande momento di aggregazione sociale delle famiglie locali, ma soprattutto un invito alle famiglie del territorio che ci circondano e che molte volte vengono a trovarci in occasione di tante feste. Joppolo piace costruire questa famiglia che si incontra e sta bene assieme. Certo, la crisi economica non va nascosta in questo periodo, però è bello vedere come le famiglie escono, i bambini soprattutto sono festosi, vedere tanti colori. L'albero di Natale già comincia a luccicare e vogliamo veramente, approfittando soprattutto delle associazioni creative che questa sera ci arricchiscono con la presenza dei laboratori artigianali, del fai da te, dell'hobbistica, mettere assieme anche i piatti tipici locali come un pane cunzato che sarà distribuito gratuitamente, come la degustazione delle lenticchie con la cotenna, o piedi di porco, un brischetto, ecco, richiamando un'antica tradizione joppolese chiamata custiata, una cosa che si faceva subito dopo la messa di mezzanotte. Questo abbinare il cibo all'arte, all'artigianalità, ma soprattutto alla festa del Natale che arriva per tutti, anche per chi purtroppo sta male, è un modo come andare avanti con grande coraggio, con grande forza e con la voglia di fare sempre qualcosa di meglio, di positivo. Jingle bells, oh what fun in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. Ci rivedremo sabato prossimo alla vigilia della festa di Santa Lucia, ci rivedremo il 19, sempre con i mercatini di Natale. Abbiamo altre iniziative che sono già in calendario. Una di queste è il 3 gennaio, che è un concerto della una scuola agrigentina a indirizzo musicale, che ci permetteranno così di celebrare il Natale con una musica tradizionale dentro la chiesa, grazie anche alla disponibilità di Don Nicola. C'è qualche altra cosa che non possiamo ancora confermare, però diciamo il calendario si arricchisce giorno per giorno per la gioia di tutti gli joppolesi che sono nel mondo e per quelle che ci vengono a trovare qua. All'interno dei mercatini di Natale c'è anche uno stand della CIA. Sì, la CIA come Confederazione Italiana Agricoltori non appena è stata contattata dall'amministrazione ha subito colto la palla al balzo perché ritiene opportuno e ritiene importante e fondamentale promuovere i propri prodotti e proprio per questo abbiamo allestito uno stand con i nostri prodotti, con i prodotti dei nostri produttori, dei nostri associati che vanno dai prodotti caseari ai prodotti alla frutta secca, al vino. E volevo ringraziare anche l'amministrazione comunale perché ci permette, l'amministrazione comunale di Joppolo, perché ci permette appunto di organizzare e anche quest'anno come primo anno questi mercatini di Natale di cui noi sempre aderiamo. Produco lo zafferano che è un prodotto molto nobile e dallo zafferano abbiamo fatto anche alcuni derivati come una crema, un liquore, formaggio, biscotti e praticamente la nostra azienda fa girare tutto attorno allo zafferano che è la spezia diciamo madre e da questa spezia poi girano tutti questi prodotti a base di zafferano. Aderiscono ai mercatini di Natale anche l'associazione Le Creative. Sì, con molto piacere perché sono delle iniziative molto belle. Devo dire che devo ringraziare anche il comune di Joppolo perché dà tutto gratuitamente, ci tengo a dirlo, e ogni anno ci invita quando fa questi eventi. La nostra associazione ha lo scopo proprio di promuovere l'artigianato, che è una tradizione popolare ormai quasi perduta. What fun it is to ride and sing